In concreto, vede, in classe succederà che il dirigente scolastico non saprà e non potrà sapere quali docenti di quella classe sono vaccinati, quali no. Succederà con il nuovo anno scolastico. La tutela della privacy prevista per il personale del pubblico impiego impone che i dati in possesso degli uffici scolastici regionali sul personale docente non possano essere comunicati e dunque non possano interagire con l'anagrafe sanitaria che detiene invece le informazioni sull'adesione alla campagna vaccinale del personale. Sapere chi è vaccinato e chi no, potrebbe incidere diversamente sull'obbligo di quarantena. Quindi questo aspetto della privacy che, come vede, va a incidere anche su questa tematica qui. Un tema delicato ma sollevato con forza dalla dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, che pur avendo in mano dati buoni sul fronte delle vaccinazioni, quasi il 90% degli insegnanti è già vaccinato, conferma il ritorno di tutte le misure anticontagio anche per il prossimo anno. La copertura sul fronte del personale c'è. La vera incognita è rappresentata dal numero di studenti che saranno realmente vaccinati e poi c'è la questione dei trasporti sulla quale stiamo ovviamente già lavorando con i tavoli prefettizi. Quello che posso dire è che se le linee guida nazionali prevederanno come probabile l'80% di riempimento dei mezzi con il 100% degli studenti in presenza, noi non dovremmo avere problemi. Di certo la scuola non si farà trovare impreparata almeno dal punto di vista del corpo docente. Da lunedì prossimo partiranno infatti le nuove nomine in ruolo, 4.000 in tutto il Veneto. Siamo stati autorizzati come Veneto a fare quasi 12.000 nomine in ruolo. Di fatto, non mi dilungo sui motivi di carattere tecnico, ne faremo circa un terzo. Noi riusciremo a fare circa 4.000 nomine in ruolo, anzi le stiamo concludendo proprio in questi giorni. I restanti posti vacanti, i 2/3, saranno comunque coperti da supplenze. Le convocazioni saranno fatte questa volta attraverso piattaforma informatica.